Salve, eccoci nuovamente al nostro corso, alle nostre lezioni sull'ortografia napoletana. Adesso parlerò delle particelle pronominali. Sono delle particelle, cioè delle piccole parti, delle paroline di solito di una sola sillaba, pronominali che si scrivono al posto del nome, pronome al posto del nome. Invece di dire io amo Maria, io la amo. E il la, in questo caso, è una particella pronominale. Le particelle pronominali sono mi, me, ti, te, lo, la, gli, ci, vi, queste qua, le particelle che si mettono a posto del nome. Per cui invece di dire la, noi possiamo dire, invece di dire amo lei, amo Maria, dice la amo, ok? Amo Giovanni, lo amo. Per cui queste qua sono le particelle pronominali. In napoletano abbiamo due fenomeni che accadono. Uno che pronunciamo la vocale, l'irit tu, l'hai detto tu, per cui la U se la pronunciamo va scritta tu. E poi tu, pensa per te, dammela a me, la E si dice e si pronuncia. Quando invece in molti casi non pronunciamo la vocale, per cui te ne vai o no, te ne vai o no. C'è questa famosa joie, se vi ricordate quando ho parlato, questo suono che è una E al contrario. Ecco qua, questa cosa brutta da scrivere, questa lettera brutta da scrivere, sarebbe questa qua, joie, è una lettera dell'alfabeto internazionale. Ecco, noi diciamo T, la vocale muta, la vocale indistinta napoletana. Te ne vai, soltanto mettere questo non possiamo e per convenzione, proprio storicamente, si è sempre messa la E, che è la vocale più vicina, per cui noi scriveremo te ne vai, ma leggiamo te ne vai, ok? Ce ne iam, e scriveremo ce ne iammo, ok? È una questione di convenzione, per cui tutte le particelle pronominali, se hanno una vocale finale che pronunciamo, mettiamo la vocale, se non ce l'hanno mettiamo la E, ok? Allora, le particelle pronominali le possiamo trovare anche in coppia. In coppia, per esempio, me lo dai, glielo do. Il glielo in napoletano diventa cielo, ce lo do, ce lo dai, per cui diventa melo, cade la E, cade la L, per cui diventa morai, ciorung, ciora. I due apostrofi al posto della E e della L vanno avvicinati perché, come abbiamo detto, il primo è un'elisione tipo lo amore e l'amore, e vanno avvicinati, quindi si scriverà così, oppure i moderni linguisti, alcuni perché altri non sono d'accordo, ci scriveranno moraie. Ok? E questo è le particelle pronominali. Vediamo un po' se c'è qualche altra cosina da aggiungere. Svegliati, si è addormentato il computer. Niente. Le particelle sono tante, le sapete: me, mi, te, ti, lo, le, gli, si vogliono bene, se vanno bene, ci vogliamo bene, ci volimmo bene, ve volimmo bene, ok? E poi ci sono anche le particelle avverbiali, quelle che sono degli avverbi. Vi sto bene, ci sto bene, cioè in quel luogo, in questo luogo ci sto bene. Ce ne andiamo, c'è noi, ne da questo luogo andiamo, ce ne andiamo. Per cui lo stesso, particelle avverbiali, particelle pronominali, quando si attaccano succede questo meccanismo qua, ok? In questo caso se le pronunciamo si scrivono, se non le pronunciamo mettiamo la E. Bene? Mi auguro che sia tutto chiaro, qualsiasi cosa scrivetemi e troverete i miei recapiti a www.enzocarro.it. Se volete trovare tutti i miei video li troverete sia alla pagina YouTube Enzo Carro che alla pagina di Facebook al gruppo Corso di Ortografia Napoletana. Iscrivetevi se vi va.